Picchì Sant'Aita veni venerata a Malta di quasi misa setskient anni? Aita nasciunt una famiglia ricca e nobili di Sicilia. Fin di picciotta, dedicau la sua vita a Cristu. Quinzianu, governatore romano di Catania, ci dumannau di addivintari somughieri. Aita rifiutau, arrabbiatu pilu so rifiutu. Quinzianu circau di fari arrestari Aita durante la persecuzioni di cristiani fatta di l'imperaturi Deciu. Aita scappau di Sicilia pi Malta pi sfuggire alla persecuzioni. Si cridica trovau rifugiunta una cripta vicino all'odierna Rabat. Passava li soggiornant alla cripta, pricannu e insegnannu la fede cristiana. Come guidata di una silenziosa rivelazione, tornau in Sicilia, contro le obiezioni di cui la circondava. Infuriato per la sua fede incrollabili, Quinzianu mannau aitantanu bordellu per rompirici lo spiritu. Eppuru, idda ristau ferma a tala sua fede. Furioso, lo governatore ordinau che ci mutilassiru li minni. Eppuru, ordinau che fossi torturata ancora una volta. Lu 5 di Frivaru, 251, Aita detti la sua vita come martiri in tala prigioni. Con lo passare di secoli, la gente continuau a cercare la protezione di Sant'Aita, ma la sua fede avesse stato presto messa a re alla prova. Nto 1551, sotto lui, gran maestro Juan de Omedes, Malta fu attaccata di forze ottomani e di corsari barbareschi. Mentre i monachi pregavano, Sant'Aita compariu davanti a iddi, ci disse di alzare la sua statua sopra le mura da città. La gente portau la statua di Sant'Aita sopra le mura di Mdina. La flotta ottomana si ritirau, mittennu fine alla minazza e permittennu alla pace di tornare a Malta. Assai genti credevano che Sant'Aita avvia protetto Mdina. Per più di 1000 anni, la devozione a Sant'Aita si spargiù in tutta l'Europa. Trovau rifugiu e pricau in tala cripta di Malta. Dopo lo suo martirio, la sua fede continuau a vivere. La gente continuau a cercare la sua protezione. Du cripta ali cripto, un asset digitale ispirato a Sant'Aita. Aita, da cripta alla cripto.